Leggi la Bibbia, Brett? Sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Lasciare ogni cosa più caramente. Lasciare ogni cosa. Lasciare il corpo, ma ritrovare l'anima. Sarebbe stato scialbo vivere felici. Cara la mia famiglia, cara la mia consorte, mi hai guidato a te come l'uccellino guida col suo richiamo padroncino. Ai tempi dei baci appena rapiti sulle labbra, appena condivisi dietro gli angoli delle case, dietro i palazzi sfrecciati. Ma non ci sarebbero stati padrone e uccellino fra noi, non ci sarebbero mai stati. Quei baci avevano già siglato un patto di alleanza e di uguaglianza tra di noi. Avremmo sempre agito in una comunione di intenti. Lo abbiamo fatto. Siamo stati tu ed io un esempio di fermezza nella burrasca, nave e timone, cavallo e re. Siamo stati preghiera ed esaltamento, soddisfazione nella solitudine. Siamo stati una cosa sola. Ora mi accido all'azione e lascerò ogni cosa più caramente. Nello stato in cui sono mi farò testimone di un'idea assoluta che non coinvolge te, la mia cara consorte. Perché sarebbe ingiusto se te lo chiedessi. Tu devi essere futuro. Con me si chiude il passato. Da solo affronterò il pericolo, se un pericolo ci sarà, ma sono certo che non ci sarà. Tutto andrà come deve andare. Tutto sarà pace e conciliazione con me stesso. Sarebbe stato scialbo di vivere felici. Già, ho pensato a questo mentre riandavo con la memoria al confine della terra. Su quella linea dove la morte fece visita a poveri senza una vita, senza una casa, senza una spilla giornaliera. Soldati di tutti i giorni. Io ho sempre avuto una sfida. Io ho sempre agito da soldato, da comandante, da condottiero senza essere, anche nella carta del giorno. Progetto e costruzione, ecco cosa va. La costruzione parabola sugli angoli. E bisogna porre fine a questa incertezza. La felicità mi fa per me, ma vorrei che gli altri fossero felici, quei pochi che non è il momento, non c'è non ci deve essere. Lascerò ogni cosa più caramente. Il mio obiettivo sarà il Nuovo Testamento, l'idea assoluta appunto. Su quest'idea fondo il mio pace. La mia carne per quel pace. Ogni fibra per quel bacio. Un bacio. Ti lascio poca cosa come io. Un bacio. Nient'altro. Per te, per il futuro. Ma più caro te lo lascerò.
Oh, avevo una musa che sapesse salire al più luminoso cielo dell'invenzione. Un regno che servisse da palcoscenico, principi che facessero d'attori e monarchi da spettatori per questa scena grandiosa. Allora il valoroso Enrico assumerebbe davvero l'aspetto di Marte e condotti al guinzaglio come seguici, la fame, il ferro, il fuoco, gli striscerebbero alle calcagna tenendo in pieno. Ma, signori, perdonate 20 passettiate che hanno avuto l'ardire di portare su questo indegno palco un argomento così grande. Potrebbe infatti questa platea contenere vasti campi di cancia o potremmo stipare entro questa O di legno anche i sovieti che impaurirono nella stessa giacitura. Ma scusateci, come uno sgorbio di cifre può in piccola parte rappresentare un milione, così permettete che noi, piccoli zeri questo grande mondo, mettiamo in moto la forza della vostra immaginazione. Supponete che entro la cinta di queste pareti siano racchiuse 2 potenti monarchie e che un pericoloso stretto ne separi le fronti che si alzano alte sul mare. Di un non benedete, fate un nome e costruitevi un imponente esercito. Quando parliamo di mani, immaginatevi di vedervi veramente imporre gli zoccoli sulla terra molle. Perché è il vostro pensiero ora che deve vestire riccamente i nostri re e portarli qua e là saltando interi periodi di tempo e condensando i fatti di molti anni nel breve voce di una messina. Dov'è l'arcivescovo di Cagliari? Prima di ricevere l'ambasciatore, voglio farvi una certa idea su alcune questioni importanti riguardanti me e la Francia. Vi chiediamo di spiegarci con scrupolosa giustizia se la legge salica che esiste in Francia ammetta o no il nostro buon diritto. Ma, caro e fedele Monsignore, vi preghiamo di non torcere il vostro e piegare il senso di ciò che avete studiato. E copiosamente forzate la vostra coscienza seguendo fatti che non vadano perfettamente d'accordo con la verità, perché gli sono sacranti che godono ora di buona salute verseranno il loro sangue per le decisioni a cui ci spingerà la vostra riverenza. Perciò guardate anche impegnate la mia persona e a come risvegliate la spada della guerra che ora va dentro il vita. Vi ordiniamo in nome di Dio di essere molto cauti, già che questi 2 regni non hanno mai contratto senza grande spargimento di sangue e ogni goccia innocente sarebbe un grido di dolore, una penosa accusa contro chi a torto avesse affilato le spade a far strage di vite umane fin troppo brevi in terra. Conscio di questo solenne ammonimento, parlate con attenzione e noi vi ascolteremo e in cuor nostro saremo pronti a credere che tutto ciò che è stato sia stato purificato dalla vostra coscienza, così come l'acqua per opera del battesimo è purificata
dal peccato originale. Posso, con tranquilla coscienza e pieno diritto, aspirare a questo. Bene, fate entrare il Cristo del delfino di Francia, con l'aiuto di Dio e vostro, che siete i muscoli della nostra forza, ridurremo in soggezione la Francia che ci appartiene. La storia leverà alta la voce a raccontare le nostre gesta o la nostra tomba, muta come uno schiavo tomba a cui sia stata tagliata la lingua, non verrà onorata neanche di un labile epitafio di cielo. Recentemente Vostra Maestà mandò in Francia a richiamare certi ducati in forza dei delitti acquisiti dal vostro grande predecessore re Edoardo III. E in risposta a ciò il principe nostro, Signore, dice che conservate ancora troppo il sapore della vostra giovinezza e vi consiglia di far fermo. Non c'è nulla in Francia che si possa conquistare ballando una vivace carriata, né potete ivi guadagnare mercati come schiavisti. Perciò, come più conforme alla vostra indole, vi manda il tesoro inchiuso in questo barile, e in cambio vi chiede che non si parli più dei ducati che pretendete. Questo dice il delfino. Tesoro. Siamo molto lieti che il delfino ci usi tante piacevolezze. Vi ringraziamo per il suo dono e per il disturbo che vi siete presi. Quando avremo trovato le racchette adatte a queste palle, giocheremo in Francia una partita tale che farà schizzare il delitto alla corona di suo padre. Ditegli che ha studiato un avversario così pericoloso che tutti i campi di Francia saranno disturbati dai suoi piedi. Dite a quel delfino amante delle piacevolezze che questo schermo ha mutato le palle da tennis in palle da cannone e che grave colpevolezza pesa sulla sua coscienza per la rovinosa vendetta che voleranno essere. Questa burla abbatterà castelli, costerà a migliaia di donne la morte dei loro mariti e a molte madri la morte dei loro figli. Fra coloro che non sono nati vi sarà chi malevolerà questa beffa del delfino. Ma tutto ciò è nelle mani di Dio, a cui mi affido e nel cui nome ditelo al delfino. Mi appresto a venire a prendere la vendetta che potrò e ad alzare la mia mano onesta sulla causa giusta. Andatevene in pace e dite al delfino che questa burla avrà sapore di cosa meno spiritosa quando quelli che vi piangeranno saranno molto di più di quelli che meriteranno. Signori, non perdete l'occasione per preparare
preparare sollecitamente questa spedizione, già che ora non ho un pensiero che non sia rivolto alla Francia, tranne quelli rivolti a Dio, che hanno la precedenza su tutti gli altri. Perciò raduniamo in fretta le truppe e pensiamo a tutto ciò che con ragionevole rapidità può aggiungere penne alle nostre armi. Perché, come per Dio, andremo a incontrare il delfino alle porte della casa paterna. Perciò uno di voi suggerisce a far sì che questa bella azione sia presto avviata. Tre uomini corrotti, però la francese, odioso pure il vero, si sono uniti con giuramento all'intrigo unito dal babbo re di Francia e se l'inferno e il tradimento mantengono il patto, colui che non ha titolo reale perderà la tutta per quanto a Saint-Étienne prima di imbarcarsi per il continente. Il denaro è stato pagato, i traditori hanno il piano pronto. Il re lascia nulla e ora la nostra scena si sposta a Saint-Étienne. Monsignore di Cambridge e voi, Lord Scrooge di Masham e voi, caro venite. Ditemi, cosa pensate? Ritenete che l'esercito che abbiamo raccolto riuscirà ad affrontare il passo contro le truppe francesi e a raggiungere l'impresa per cui l'abbiamo costituito? Noi ne siamo certi, già che siamo sicuri di non portare con noi alcun cuore che non sia coeso il nostro. E siamo certi che quelli che rimangono desiderano tutti che la fortuna e la vittoria ci accompagnino. Riccardo, conte di Cambridge, ecco il vostro mandato. Ed ecco il vostro, Lord Scrooge di Masham. E voi, re di Northumberland, caro cavaliere, ecco il vostro. Mi dicete, e vedete che sapete bene, che conosco il vostro valore. Ci imbarcheremo questa notte. Che succede? Perché avete cambiato colore? Guardate che non faccia distruire bianche come la carta. Allora, signori, cosa avete letto? Che vi ha tolto il sangue dalle guance, il vostro tradimento. Principi e nobili pari, guardate questi mostri inglesi. Voi tutti sapete com'è. Il mio sentimento è stato pronto a concedere al conte di Cambridge tutti gli onori spettanti alla sua dignità. E quest'uomo, per poche leggere parole, si è indotto a tramare con il re di Francia e ad accettare con giuramento di ordire contro il suo re. E lo stesso fatto il cavaliere legato a me non meno di
ne hai dei benefici ricevuti, ma che dire di te? Laura Scurtino, tu che tenevi le chiavi dei miei consigli, che conoscevi nel più profondo la mia anima, che avresti potuto quasi coniarmi in monete d'oro per avere il tuo interesse su me. È possibile che denaro straniero ti abbia indotto a perdere anche quel po' di male che avevi anche soltanto me? Piangerò per te, perché questo tuo fallo è come la seconda caduta del genere umano. Le vostre colpe sono manifeste. Che Dio vi perdoni e vi assolva nella sua clemenza. Ascoltate la vostra condanna. Voi avete tramato contro il vostro re, vi siete uniti a un nemico dichiarato e dai suoi forzieri avete ricevuto oro, arma della mia morte, condannando con ciò non solo il vostro re alla morte, ma i suoi principi e pari alla schiavitù, l'esercito all'oppressione e al disprezzo, l'intero regno alla desolazione. Andatevene a morte e che Dio, nella sua misericordia, me ne faccia sentire meno amaro il gusto e vi conceda un sincero perdimento per le vostre gravi colpe. Ed ora, signori, in Francia, questa impresa sarà gloriosa per voi non meno che per noi. Non dubitate dell'esito fortunato di questa guerra, già che Dio ci ha permesso di vedere questo pericoloso ostacolo che ne avrebbe minato all'inizio. Ora siamo certi che il nostro cammino sarà libero. Perciò prendiamo la nostra forza, mettiamola nelle mani di Dio e imbarchiamoci pietamente, spiegandole bene. Non ci può essere vero re in Inghilterra se non è anche re di Francia. Ora, sulle ali della nostra immaginazione, la scena si sposta rapidamente. Supponete che avrei visto il re ben armato imbarcarsi in modo di saltello e la sua splendida flotta far vento al giovane tempo con serie bandiere. Usate la fantasia per vedere i mozzi che salgono, il cordano di carta e il fischietto stridulo che mette ordine alla silenzio dei rumori e vestiti. Osservate le conteste vene spinte dal vento che spinga invisibile, muovere le immense navi che solcano con le loro immense prove i cavalloni del mare. Immaginate di essere sulla riva e di vedere una città che danza su flutti incostanti, perché così appariva quella flotta maestosa nella sua rotta verso la terra. Seguitela, seguitela, afferratevi alla prova di dominare e lasciate l'Inghilterra silenziosa come il cuore della notte, governata da vecchiari, vecchi e bambini, tutta gente che ha già superato la pienezza del vigore o deve ancora raggiungerci. Perché chi mai, con un solo pelo sul mento, non avesse seguito quell'eletta di cavalieri di Francia? E ora completate con la vostra fantasia la vostra scena. Immaginatevi una città sotto assedio. Osservate sugli afflussi cannoni che spalancano le bocche micidiali verso la frontiera circondata. I pronti artiglieri toccano con le micce i cannoni e tutto crolla davanti a loro. Alla breccia!
le muscoli, serrare i denti, aprire le narici, trattenere il fiato e nascondere la bonarietà sotto una falsa ferocia. La partita è aperta e andate avanti e gridate: Dio per Re Enrico, l'Inghilterra e San Giorgio! Soldati, entrate nella fiera, occupatela e munitela. Usate clemenza con tutti. Noi, poiché l'inverno alle porte e le malattie si diffondono tra i nostri soldati, ci ritireremo a Carino. Questa notte saremo ospiti a Fleur e domani ci ritireremo in marcia. Ma nella marcia di dietro le truppe inglesi si incontrano con quelle francesi. Immaginate che un basso risveglio e le cieche tenebre occupino tutta la corte dell'universo. I mormori disturbano così poco la quiete da un campo all'altro, che una sentinella immobile potrebbe sentire i bassi respighi delle ali che vigilano. Un fuoco risponde all'altro e attraverso queste deboli fiamme ogni esercito può scorrere la massa oscura dell'avversario. Fiduciosi dei loro numeri e i microfoni numerosi, i francesi si giocano in dati gli inglesi disprezzati e maldicono la notte che lentamente, zoppicandosi allontana come una vecchia tempestria. I poveri inglesi, già condannati, le vittime già condannate al sacrificio, se ne stanno intorno ai fuochi e pensano ai pericoli che incorreranno nel mattino. Le facce smulte, l'aria triste e gli abiti logorati dalla guerra ne fanno tanti orrendi spettri alla luna che li guarda. E ora andiamo rapidamente al campo di battaglia di Agincourt.
una grave perdita, ma se siamo destinati a sopravvivere, meno siamo, e maggiore sarà la nostra parte di gloria. No, non desideriamo neanche un uomo di più. Non vorrei perdere quel po' di gloria, neanche per condividere con una persona in più, neanche se si trattasse della salvezza dell'anima mia. Anzi, fate proclamare all'esercito che chi non ha sete di combattere può andarsene. Gli daremo il lascio passare e gli metteremo denaro nella borsa per il ritorno. Non vorremmo mai morire, con chi teme ad esserci compagni nella morte. Domani è il giorno dei santi Cristina e Cristiana. Chi sopravviverà e tornerà a casa si libererà in un in piedi e si sentirà più grande il giorno di San Cristiano. Chi non morirà e vivrà a lungo, fino alla vecchiaia, ogni anno alla vigilia, compiterà gli amici e dirà: domani è il giorno di San Crispiniano. Poi leverà il braccio, mostrerà le cicatrici e dirà: queste le ebbi il giorno di San Crispino. I vecchi dimenticano. E anche lui dimenticherà tutto, ma non le eroiche gesta di quel giorno, e forse qualcosa di più. E allora i nostri nomi saranno familiari nella sua bocca e verranno ripetuti dei brindisi, dei bicchieri scroscianti. Il buon uomo la storia la racconterà a suo figlio e non passerà giorno di San Crispino e Crispiniano senza che vengano nominati i nostri nomi. Noi pochi, noi felici pochi, noi banda di fratelli, perché chi versa sangue con me oggi è mio fratello. Quelli che stanno a casa malediranno di non essere con me questo giorno e non si sentiranno nemmeno uomini quando parleranno con qualcuno che ha combattuto con loro il giorno di San Crispino. Signori, siete già ai vostri posti. Che Dio vi accompagni. Mettiamoci in mezzo, marcia. E Dio disponi di oggi secondo le tue volontà. Grazie di esserci stati. Grazie di esserci stati attivamente. Il teatro ha bisogno di qualcuno disposto a raccontare una storia e qualcuno disposto ad ascoltarla. E in questo caso gli spettatori siamo stati un po' tutti noi. Io ho guardato lui, lui ha guardato me e la storia l'abbiamo raccontata assieme. Ed è un po' la linea che ci guida. Grazie.